Allora, andiamo in un mulino oramai diventato famosissimo. Quello che è il personaggio, l'attore, l'uomo più amato. Non dar via Rosita, eccolo qua, Novetto, Rosita l'ha fatto l'uovo. Oh Rosita, fammi un altro ovetto, dai. Per piacere Rosita, dai, eccolo qua un altro ovetto, Rosita, ti si peso. Rosita è scorressa. Il primo che canta ha fatto l'uovo era Rosita. Oh Rosita bella. Rosita. Dove vedi? Corrado! Attenzione, attenzione. Corrado che la vacca viene qua! Eccomi qua, ho messo via Rosita, le andai in branda perché Rosita, quando che lei stracca, allora non c'è niente da fare. Stai impastando, Antonio? Come? Stai impastando? Sto impastando, sì, perché mi viene in mente di fare dei nuovi biscotti al cioccolato. Dei biscotti al cioccolato, come le facciamo in mare. Guarda, io ancora una mujer, una sposa, e ho fatto vedere il tegolino. Ma ho inventato anche una roba, la fetta biscottata piace spessa. A stampare dei lastichini era di cioccolato. Per la Giulia ho fatto il cuoricino. Wow, ma grazie. Dopo viene torno Giulia il cuoricino. E cosa ripieno di? Cioccolato. Pensa Gigi che a furia di maiar cioccolato mi vedo le marandele e allora aspetta Gigi, devo finire che la vacca. E allora mi sono inventato il nuovo biscotto che si dovrà impastare è stronzetto. E allora Iturbe sembra essere un fenomeno, sta decidendo le partite. Secondo me perché si nutre di che cosa, Banderas? Di tanto cioccolato. Volevo domandargli una cosa a Sandrino. Sandrino Benedetti, te pettenà con la macchina per fare il zucchero filato. Te sei tutto scapigliato. Banderas, Banderas, Guarda Gigi, ho inventato questa nuova roba, un nuovo biscotto, le lingue del gatto. Al cioccolato ovviamente. Gelato, cioccolato, dolce un po' salato, Biscotto al cioccolato. Gelato, cioccolato, forse un po' bruciato, tu. Biscotto al cioccolato. Alberto Salerni! Antonio Banderas! Bravi, davvero molto bravi. Allora Marco è guida alpina, campione di canoa, ha braccia e muscoli d'acciaio perché... Mangia tanto cioccolato. Talmente tanto che se leca anche i dei fia a consumarseli. Guarda che galcerotto. Quando ero piccolo, che andavo a rubare le macchinette alla standa, mia madre aspettava a casa, la mi faceva la crostata dei pomi. E mi diceva, no mamma, voglio quella di cioccolato. Su Facebook mi ha scritto la Ida. E volevo dire, Aida, vieni qua e ti faccio provare il cioccolato. Insomma abbiamo la splendida Emma, la splendida Giulia, le ragazze, le miss, Banderas. Veni tutte qua, che vi impasto, vi insegno a impastare. Mia madre la faceva i biscotti, che te dovessi vedere, ne dava la merenda pan, burro, olio e zucchero e cioccolato. E veramente ne vede che i bruffolati, che dopo... Veni a cattarmi che vi faccio vedere come si fa. Guarda che te fa una macina. Ecco la macina. Lo stampino. Se la mettiamo in forno. Mentre Pippo si lecca i baffi. Qua. Ecco un altro uovo, Rosita. E due. Uovo, gallina e quel caldo era. Bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame. Bésame mucho. Que miedo de perderte otra vez. Que tengo miedo perderte. Bésame mucho.
forno si accaldi, come effetto caro Antonio, a servirmi un biscottin. Dipende, da cosa dipende? Te che metti un poco di burro, da questo dipende. Dipende, da cosa dipende? Un fiantino di cioccolato, da questo dipende. Dai Rosita, ti metto il dito là dove ti piace, ti fame nuovo, eccolo qua. Un nuovo. Dai Rosita, te metto il dito ancora qua, fammi un altro ovetto Rosita, eccolo qua, un altro ovo. Brava Rosita, te vuoi ben. Sento te mai a Nadal, sento. Beppe Bibido!